Terza corsa, premio Caricchia, sono cavalli di 4 anni, non vincitori di 3.000 euro in carriera, 9 al via, 1 Chico Bark, Lorenzo Baldi, 2 Cowgirl Digil Sets, Gabriele Ballotta, 3 Carolina V, Manuel Pistone, 4 Cocoon Club, Roberto Vecchione, 5 Country Matley, Vincenzo Torrente, 6 Claude ZL, Lorenzo Besana. Seconda fila 7 Catherine Rec, Sandro Miraglia, 8 California Poker, Luca Schettino, 9 Cenerentola Leo, Marco Stefani. Rinuncia al lancio Claude ZL. Stacco della macchina, dall'esterno Country Matley, ma è Carolina V che cerca di prendere la corda, manovra che riesce a mano il pistone davanti a Chico Bark. Poi vediamo all'esterno Cocoon Club con Roberto Vecchione che potrebbe sistemarsi secondo ma sembra intenzionato ad andare a chiedere strada. Parlottano Manuel Pistone e Roberto Vecchione. Vediamo quelle saranno le decisioni. Intanto 14-9 per i primi 200 metri, preferisce correre di rimessa Manuel Pistone con la figlia di Varene, quindi Cocoon Club è il nuovo battistrada dopo 300 metri. Si tiene subito la destra libera e va all'esterno Lorenzo Baldi con Chico Barche. Tanto 400 in 29,8, lungo la corda è Catherine Rec a precedere Cowgirl Gilsets, anzi California Poker, tanto 600 metri in 45 scarsi. In testa sempre Cocoon Club davanti a Carolina V, poi Chico Barche all'esterno, Catherine Rec in quarta posizione affiancata da Country Matley, insiste Lorenzo Baldi. E qui davanti alle tribune viene fuori un 14,7, meno di un minuto per il primo giro. Ricordiamo una categoria molto bassa perché è un vincitore di 3.000 euro in carriera per 4 anni, ma insiste Chico Barche su Cocoon Club, segue i 2 Carolina V, poi a distanza Catherine Rec, chilometro in 1,14,2, in quinta posizione è il numero 8 di California Poker. Intanto prosegue il duello tra Roberto Vecchione e Lorenzo Baldi, retta di là passata in 14,4, siamo all'imbocco dell'ultima curva, sempre Carolina V a seguire i 2 mentre è in difficoltà Catherine Rec, 250 metri alla conclusione. Bello il duello che dura da tanto tempo tra Cocoon Club e Chico Barche, Carolina V che segue i 2, la lotta ormai fra questi 3, retta d'arrivo con Chico Barche che prova a passare, si reagisce Cocoon Club, duello a fruste alzate tra Lorenzo Baldi e Roberto Vecchione, Numero alla fine 2, Cocoon Club e Chico Barche sul palo, Cocoon Club mantiene qualcosina di vantaggio su Chico Barche. Al terzo posto Carolina V davanti a California Poker, 1,14,3 la media al chilometro per questo figlio di Owens Club. Roberto Vecchione, il team alert al training per signor Walter Van Cavi, viene a vincere salvandosi di una testa su un comunque valido Chico Bark che l'ha fatta gran parte all'esterno, mentre al terzo la diligente Carolina AV.